Spesso è in carcere e poi la smatricola nella casa. Questo serve. Assolto per non aver commesso il fatto. Dopo oltre 2 ore di Camera di Consiglio, il presidente della Corte Umberto Donà ha dato lettura della sentenza del processo per l'omicidio di Anica Panfile. Franco Battagia, il 79enne ex primula rossa della Mala del Brenta, è tornato in libertà. Un attimo. Il sorriso ancora incredulo, il cancello che si apre, in mano un sacco giallo con tutte le sue cose dentro. Dopo 535 giorni torna a casa. Alla domanda come ha vissuto questo periodo, la risposta è secca. Un inferno, perché il carcere lo puoi accettare se commetti un reato, ma se sei innocente e trovarti un reato del genere dopo aver fatto del bene, è difficile vivere. Cosa ha pensato questa notte, prima di questo? A notte non pensavo niente perché prendevo 4 pastiglie per dormire, se no non dormo. Abbraccia l'avvocato Crea e lo ringrazia. 2 gli elementi incontrovertibili che contrastavano con la tesi dell'accusa, ci spiega il legale. Abbiamo dimostrato che ad un certo punto, alle 16:52 del 18 marzo, Battagia e la signora Panfile sono usciti da casa dell'abitazione del Battagia, dove nell'ipotesi di accusa sarebbe stato consumato l'omicidio tra le ore 16:07 e le 16:24. Abbiamo dimostrato invece che, con dei dati oggettivi, e cioè con tabulati telefonici, che per 19 minuti dopo le 16:52 la signora Panfile operava attivamente sul suo cellulare con una connessione dati con il gestore Wind. E in quei 20 minuti in cui lei operava, il signor Battagia era già alle 17:05 al casello di Treviso Nord. Questo era già un elemento decisivo, dirompente, e un elemento oggettivo incontrovertibile. Il secondo, strettamente collegato a questo, è che i 2 telefoni della signora Panfile e del Battagia dalle 16:52 all'unisono escono dall'abitazione, si muovono assieme e poi c'è una divaricazione. Battagia va verso Villorba e Mogliano e il telefono della signora Panfile rimane a Spresiano, dove accende 2 diverse celle fino alle 17:46, quando si spegne definitivamente. Si tratta di 2 alibi tecnici, dice l'avvocato Crea, che ho sostenuto e che evidentemente sono stati ritenuti dalla Corte d'Assisi insuperabili. Che cosa ha pensato subito? Che sono felice, grazie al grande maestro qua. Rispetto a tutta questa vicenda, rispetto a questo omicidio, lei che idea si è